questa è una porcheria! E mettetemi in rapporto col padrone, col sotto, voglio soddisfazione, mannaggia la vita mia! Io ho portato con me la mia consorzia Nannini Cienda Bellizza e il mio compare che viene dall'America dopo 30 anni di permanenza colà per farci una ricca mangiata e per divertirci. Ma a me mi pare che ci stiamo manduzzicando dopo pure. Va bene, Ferdinand, calmati, Anna. Azzorrata, cammariere, vedete che dice il compare. Ma scusate, se parla sempre lui. Sempre dice. Se anche una bomba a idrogeno a scoppie ritardate, vicino a Ferdinando Cartier 37, parla sempre lui. E allora chi dovrebbe parlare? Lei? Un misero cavaliere per il quale non lo riconosco nemmeno perché è sfornito di giacca bianca e quindi in difetto secondo le indisposizioni igieniche del CCC. Va bene, ma me metta a giacca bianca, ma si può sapere che resta sul CCC. Il CCC è il codice civile cammeriera, cretina. Ma Ferdinand, belle nannina, tu non c'è un tuo cam. Ma compare, calmatevi. E poi compare si trova in uno stato che non si può pigliare spavento. E fra pochi giorni sarete padre. È giusto, mannaggia la vita mia. Dunque, antipasto di prosciutto, burro, a oliva e un pizzico di tonno e spaghetti alle vongole. E per dopo? E per dopo faremo il ritornello se ci fa piacere. Va bene, un antipasto e spaghetti alle vongole per il numero 4. Compa, a me quel numero 4 non mi piace. 4 fa il porco. Ho l'impressione che il cameriere mi ha chiamato porco. Non decide manco per pazzia, compare. Ecco servito l'antipasto. Cameriere, la prego, è mezz'ora che attendo l'antipasto di salame e non me lo si porta. È un momento, sto parlando col signore, Ma che no? signore, questa è un'indecenza. Come mannaggia non ci sono all'imbalzamato? Nato guaio. Ferdinand! Compare si mette a paura e il figlio non nasce. Non nasce, compa, non mi passa manco per dire da quel signore l'indecenza a chi appartiene. Ma no, voi avete capito male, lui ha detto indecenza. Ho capito benissimo. Io ho ordinato un antipasto e spaghetti alle vongole senza l'indecenza. Va bene, l'indecenza la porterò a lui, a voi prima della frutta, vi porterò un formaggio speciale. C'è anche una maruzza che corna. Che è stato, compare? Calmati, Ferdinand, mi fai mettere paura. Chi l'ha già scassa faccia a sto Chiama Carizza. E non avete sentito. Vi porto un formaggio speciale. Il formaggio si fa con il latte lo fa la vacca è la moglie del toro, il toro c'ha le corna, compà, o cameriere mi ha chiamata cornuta. Ma voi vi sbagliate, Oh, compare. mamma mia, come sei premaloso, Ferdinand? Pronti gli spaghetti, don Ferdinand, mangiate forte. E me mannaggia la vita visto cameriere se può tutta comica. Ha detto mangiate forte come per dire rinforzatevi. Ma non ci facete caso? E beh, non mi sono che sbagliato. Io non mi sono che sbagliato, stamattina la radio mi ha dato buongiorno. Stavo così all'era, sì. Volevo sentire la canzoncella del Festival di Sanremo. E quello niente di bene che vanno a trasmettere una canzone che abbiamo portato io e tu. E qual era, Ferdinand? Io stavo facendo un caffè, non l'ha aggiunto. Non le dice, Nannine, ma come? Fa l'est calociva. Oh, la verità, quella è troppo triste. Beh, non appena mangio fatta la barba, come si può fare? Mangio tagliata a mezza faccia, una punta di naso, e poi mi ha portato un caffè che ci stavano 25 grammi di posarino. Ha giovato l'occasione, ma manca a farla apposta, siamo capitati in questo ristorante dove ci stiamo avvelenando l'esistenza. Non ti fissai, belle nannina, doi, bevi un poco, dai, bevi. Compà, ma facciamo un brindisi alla salute del mascolo che deve nascere. vabbè. Anzi, mo scegliamo pure un nome. Ah, Ferdinando niente, eh? Perché Ferdinando Uap ce ne sta uno solo, e sono io. E allora lo mettiamo a nome lo compare, va bene? Va Ok, compà, felicissima. Anzi, è un buon segno, vedete, stanno venendo le suonature da questa parte. Non è tu accomodarlo, compare Buongiorno, Ferdinando che buongiorno. stava aspettando. Va accostata, va a questa parte. Io vorrei poi sentire qualche canzoncella all'era. E dopo vi potete accomodare pure a mangiare con noi, se credete. Da qui è dito, signore, attacca, vai a lei. Alle gallene, va. La roba si mangia. Vanessa calociva e luce. Mannaggia la vita mia! Mannaggia la vita mia, chiamata a cena! Chiamato col premo mio, rilanciarmi della porta!